God Save the Wine, siamo con Bernardo Bianchi, siamo a Radda in Chianti, anche se non si direbbe dall'ambiente, siamo ovviamente a Verona durante Vinitaly e stiamo assaggiando la Gran Selezione, probabilmente la più grande novità degli ultimi anni nel Chianti classico. Com'è andata questa Gran Selezione, Bernardo, che c'era molta attesa? Dunque, per noi la Gran Selezione ancora è una prova. Sicuramente per quanto ci riguarda abbiamo puntato su un grande vigneto dell'azienda Collebereto. Il vigneto più importante dell'azienda per noi è il vigneto del convento, che è sotto il convento di Santa Maria a Radda in Chianti, dove oggi il consorzio ha fatto la Chianti Classico House. È sicuramente uno dei vigneti storici di Collebereto, è quello che negli anni ci ha dato sempre il Sangiovese più elegante e c'era la voglia di fare questo singolo vigneto, che è il terzo singolo vigneto che abbiamo a Collebereto, perché prima c'è il Cenno, che è il nostro Pinot Nero, e poi c'è il Tocco, che è l'altro vigneto di Merlot, con cui facciamo due singoli vigneti come vini. Quindi era l'ora del Sangiovese? Era l'ora del Sangiovese. Noi in passato il Tocco è nato come Sangiovese in purezza. Quindi questa vigna della Gran Selezione Chianti Classico l'aspettiamo al futuro, ai prossimi God Save the Wine da qui a 10 anni. Grazie Bernardo.